Al grido di Risorgiamo Italia, questa sera il flash mob tra baristi e ristoratori di tutta Italia, centinaia di adesioni anche nella Marca trevigiana. Decreti e ordinanze, sale la tensione, il ministro Boccia, le regioni si assumeranno la responsabilità di un aumento dei contagi, Zaia, il governo ha l'obbligo di vigilare se le nostre misure non vanno, le può impugnare. Lettera dei Confartigianato Veneto ai prefetti delle 7 province, preoccupanti segnali di un aumento della tensione sociale tra i soci, scrive la categoria. Paura questa mattina a Valdobbiadene, le fiamme nel capannone della Baldo Spumanti, vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo, un operaio intossicato. Appello dei consiglieri di minoranza al sindaco di Treviso e a Mom sul piatto l'abbonamento degli studenti per il trasporto pubblico. Un solo caso asintomatico su 800 ospiti, questo ad oggi è il risultato dell'ISRA di Treviso sul fronte protezione anziani dal contagio, ora al via la fase 2 per gestire le visite. Solidarietà ai tempi del coronavirus, a Treviso quadri all'asta per aiutare chi è in difficoltà, l'iniziativa di Enrico Brunello dell'omonimo negozio di antichità in Borgo Cavour. Buonasera, ben ritrovati come sempre in diretta, questa è l'edizione trevigiana dei nostri notiziari, avete sentito nei titoli di apertura, l'iniziativa è importante perché tutti tra baristi e ristoratori questa sera alle 21 si sono dati appuntamento per far sentire la loro voce e se voce non ne hanno più perché ormai sono settimane che urlano le loro difficoltà, accenderanno le luci. Noi diamo direttamente la linea al nostro Lucio Zanato che si trova al quartiere latino con Nicoletta Rizzetto, eccolo qui, ti vediamo già in onda. Buonasera Lucio, allora che cosa sta per accadere? Raccontaci. Intanto buonasera ai nostri telespettatori di Antena 3 del telegiornale, mi trovo nel quartiere latino come hai detto giustamente tu Anna e adesso più che raccontarvi io cosa succederà questa sera alle 21 lo facciamo raccontare a uno dei coordinatori nazionali che è uno dei titolari di questo locale qui in quartiere latino che come vedete in questo momento è spento. Adesso io mi metto la mascherina giustamente per stare nelle regole e dentro, vedete con Nicoletta facciamo vedere il movimento Impresa Ospitalità è l'iniziativa nazionale, Risorgiamo Italia, manifestazione nazionale alle 21, Treviso Imprese Unite invece è questa associazione nata esattamente al tempo del coronavirus. Allora entriamo, troviamo il titolare, eccolo qua, Andrea Aiello, buonasera, ma allora voi alle 21 cosa fate? Noi alle 21 accenderemo la luce probabilmente per l'ultima volta perché le nostre attività nel momento in cui non verrà emanato un decreto economico che ci dia modo di lavorare anche nei prossimi mesi serenamente, ci vedremo costretti appunto a non aprire più e a infrangere tutti i nostri sogni e le nostre attività. Ecco, però voi non solo fate questo, perché, scusate se vi do le spalle, perché Nicoletta fai vedere questo tavolo l'avete apparecchiato. Perché avete apparecchiato un tavolo e gli altri sono tutti ammontati là? Per far vedere quale sarà la situazione probabilmente quando andremo a riaprire. Si parla appunto di distanziamento sociale, doveroso, ci mancherebbe altro, ma saremo costretti ad apparecchiare talmente pochi tavoli con la riapertura che probabilmente non saremo più in grado poi di aprire le nostre attività e quindi quello che vedrete sarà proprio questo qua, un locale vuoto, un locale spento e un locale completamente dismesso. Oggi alle 21 però voi fate una diretta nazionale, cioè siete in collegamento anche Treviso ma molti altri luoghi in tutta Italia. Esatto, il nostro è un movimento che è nato proprio per questa emergenza qua, siamo circa 24 associazioni, rappresentiamo più di 100.000 aziende e questa sera ci sarà una diretta su Facebook che andrà dalle 21 alle 22 in cui saranno collegamenti da diverse regioni per raccontare quelli che sono i problemi che andremo a vivere. Sì, l'ultima cosa, poi voi domani fate una cosa importante se nel frattempo non arrivano buone notizie. Esattamente, una volta che oggi andremo ad chiudere poi per l'ultima volta le nostre attività, consegneremo le chiavi ai nostri sindaci, in questo caso al sindaco Conte come presidente ANCI Veneto, in modo che si faccia nostro sostenitore in questa battaglia per cercare di avere qualche risposta in più dal governo. Bene, noi proseguiremo a raccontare questa storia anche nel corso dello speciale dopo il telegiornale, quindi rimanete con noi, adesso a te linea Anna. Grazie Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto, buon lavoro, allora ci sentiamo dopo, andiamo avanti con il nostro telegiornale, vi ricordo che un'iniziativa di egual misura è prevista per giovedì sera, questa volta alle 19 ad accendere le luci dei negozi, questa volta saranno parrucchieri, estetisti e comunque commercio della cura alla persona, cercano in questo modo di far sentire la loro voce. Adesso vediamo i numeri che ci raccontano, ci fotografano l'emergenza Covid nella giornata di oggi, tra ieri e oggi, quindi il numero dei contagi.
Allora, sono 8.601 in tutto il Veneto le persone positive, dall'inizio dell'emergenza 17.708. Per quanto riguarda il Trevigiano, casi attualmente positivi sono 1.107. Vi ricordo che dall'inizio dell'emergenza nel Trevigiano parlavamo di 2.483, dunque si è dimezzato il numero dei positivi e quindi anche evidentemente dei ricoverati. Per quanto riguarda i decessi in tutto il Veneto sono 18 le persone che sono venute a mancare nella giornata di oggi, più 46 persone se aggiungiamo a queste anche le persone decedute all'interno delle case di riposo. Nel Trevigiano non c'è stato alcun decesso registrato appunto nell'ultimo bollettino dell'azienda Zero. E adesso vi facciamo sentire le parole del Presidente Zaia, che torna evidentemente sull'ordinanza e dice, insomma, se qualcuno non è d'accordo impugni pure le nostre ordinanze, e poi risponde anche al Ministro agli Affari Regionali Boccia. È giusto spiegare che questa Regione, fino a venerdì scorso, il giorno dell'adozione della famosa ordinanza dell'asporto, per capirci, penso fosse venerdì o giovedì scorso, noi abbiamo applicato sempre i DPCM in maniera restrittiva. Nel punto stampa quotidiano il Presidente Zaia mette nuovamente a tacere le polemiche nei confronti del Veneto, tutt'altro che irresponsabile. Non posso accettare che qualcuno dica che i veneti sono irresponsabili. I veneti sono persone per bene e penso che la nostra comunità lo abbia dimostrato in questa emergenza in maniera impeccabile. E non a caso il mondo intero guarda il comportamento dei veneti e cosa è accaduto in Veneto. Dall'altro è pur vero che nel momento in cui si vedono ovviamente necessità di dare delle risposte ai cittadini, penso che i veneti e soprattutto il loro rappresentante, cioè il sottoscritto, non si possa girare dall'altra parte. Penso che questo sia un grande segnale che si dà di attenzione, di fiducia e anche di solidarietà nei confronti dei veneti che si sono fatti 2 mesi di quarantena senza batter ciglio. Il Presidente risponde poi a precise accuse nei suoi confronti, aggiungendo che non esclude ulteriori modifiche all'ultima ordinanza. Fa sempre notizia quello che fa il Veneto. Voglio ricordarvi che sono le Marche, c'è l'Emilia Romagna, c'è la Liguria, c'è mezzo mondo, però ormai abbiamo capito che il problema in questo paese è il Veneto. Guardate, io sono concentrato sul Veneto, lasciateci in pace. I veneti hanno bisogno del loro governatore, punto. Ai veneti dico questo. Abbiamo fatto queste ordinanze, non escludo di farne anche qualcun altro di aggiustamento, perché abbiamo istanze che arrivano. Ai veneti cosa dico? Dico che ci sono, io le ordinanze le ho firmate e non le revoco, questo è poco ma sicuro. Se qualcuno ha la speranza che io revochi ordinanze, che sbaglia indirizzo. Se qualcuno è convinto che sono illegittime, le impugna. E dico ai veneti, fate attenzione perché noi siamo sotto la lente di ingrandimento, quindi cerchiamo di uscire con la mascherina, tutto a posto, perché troveranno sicuramente qualche scusa per dire che è l'assalto alla diligenza. Noi siamo persone per bene come veneti e non le facciamo ste robe. Alle forze dell'ordine, che ringrazio, a tutti coloro che controllano, che so che fanno un lavoro immane, chiedo, come si può dire, il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello che in giurisprudenza non esiste una legge, ma si cita sempre, no? Il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello dell'approccio di capire che, insomma, bisogna anche capire che se uno non ha la mascherina, gli dici guarda, torna a casa, recuperati una mascherina se lo trovi fuori in passeggiata. Non è che gli piazzi 400 euro di multa perché ti metti a fare il giurista e dici ma il DPCM e l'ordinanza, e capite che sennò diventa una guerra tra poveri. Nessuna revoca né modifica dunque, e alle dichiarazioni del ministro Boccia che, riferendosi alle regioni, ha detto chi sbaglia pagherà, il governatore risponde. Lui dice chi mette a repentaglio poi ne pagherà il conto. Ricordo che il governo ha l'obbligo della vigilanza, per cui se è convinto che qualcuno mette a repentaglio la salute dei cittadini e magari noi non ce ne siamo accorti, il governo ha l'obbligo di intervenire impugnando anche le ordinanze, ma lo fa per il Veneto, lo fa per la Toscana, per l'Emilia Romagna, per le Marche, per il Lazio, per il Piemonte, per la Liguria, per tutti quelli che hanno fatto, perché qua non si va a colore politico, si va a ordinanza.
Adesso a parlare sono tutti i sindaci del capoluogo del Veneto che hanno dato mandato al presidente dell'ANCI, Mario Conte, di chiedere direttamente al Premier Conte un incontro perché possono essere coinvolti nella fase 2 loro che sono così vicini ai cittadini e dunque sul territorio. Chiediamo di poter gestire anche la fase 2. A nome di tutti i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto è Mario Conte, primo cittadino di Treviso e presidente dell'ANCI regionale, a chiedere un incontro urgente al Premier Giuseppe Conte per la gestione della fase 2. Dobbiamo portare le istanze dei nostri cittadini, dei veneti, del parrucchiere che si è incatenato, delle famiglie al Premier Conte e fargli capire che in Veneto ci sono delle esigenze ben precise. I comuni veneti sono preoccupati per le modalità della fase di ripresa delle attività che chiedono sia gestita con soluzioni su misura dei territori attraverso le istituzioni che più di altre hanno il polso della situazione, quindi comuni e regioni, di qui la richiesta di un incontro al Presidente del Consiglio. Vogliamo incontrare questo governo per fargli capire alcune cose. Punto primo. Se tu chiedi e dai la possibilità alle famiglie di tornare a lavorare, speriamo più presto possibile, dall'altra parte devi considerare che queste famiglie hanno dei figli e dove li metteranno se non in un asilo, nelle scuole, nei centri estivi. Ma se fino ad oggi tu non hai pensato a come poter organizzare questo servizio fondamentale alle famiglie, non ci preoccupi lo Stato, lo facciamo noi, ma ce lo dica. Altra questione sulla quale i sindaci di Treviso, Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona hanno idee e proposte per le proprie comunità è quella del lavoro. Non è più possibile ad aspettare. 35% delle attività della mia città è a rischio chiusura e nella migliore delle ipotesi quelli che riapriranno tagliando il personale. Sono già decine di migliaia le persone che hanno perso un lavoro. Dobbiamo ancora continuare ad aspettare? E a questo proposito Confartigianato Veneto ha inviato una lettera ai prefetti delle 7 province parlando realmente di tensione sociale. L'associazione rileva che la tensione è alimentata dalla diffusa percezione tra le migliaia di soci che, fermo restando la priorità inderogabile di protezione della salute, non stiano adottando le scelte più idonee a limitare il drammatico danno economico che il Paese, le imprese e i singoli artigiani stanno subendo. Confartigianato chiede così ai prefetti di farsi portatori di questo appello per intervenire con la massima urgenza affinché il governo adotti provvedimenti adeguati. Abbiamo finora arginato la tensione portando avanti la prospettiva prioritaria della salute, così ha affermato il presidente Agostino Bonomo. Ora chiediamo l'avvio di una fase in cui chi opera in sicurezza lo possa fare immediatamente. Ed è stato riaperto il reparto cosmetici profumeria presso Coin. Siamo in centro città, un'apertura sperimentale che però ridà molta speranza ai cittadini. È contenta questa signora appena uscita dalla profumeria Coin di Corso del Popolo. E sono felicissima, sono veramente felice. È l'inizio della fase 2, anche a Treviso iniziano ad esserci degli spiragli di normalità. È un rientro alla normalità, alla semi-normalità. Bisogna essere prudenti perché il virus c'è, però con le dovute accortezze, col distanziamento sociale riprenderemo la nostra vita normale. Entrate e uscite distinte. All'ingresso un addetto all'accoglienza contingenta gli accessi. 9 i clienti che potranno entrare nel reparto. Tutto il personale è stato adeguatamente formato per aiutare i clienti ed offrire supporto e rispetto delle regole in questa delicata fase. Coin è tra le prime a seguire tutte le direttive emanate dalle autorità competenti a tutela dei clienti e del personale dipendente. Dal direttore del reparto alle commesse, tutti con i guanti e le mascherine. Prima della cassa gli adesivi a terra danno idea delle distanze da mantenere. Un'apertura sperimentale. Ieri sera la notizia, già oggi i primi clienti. Ho preso una crema che mi serviva. È un ritorno alla normalità. Quasi normalità, diciamo. Per arrivare alla normalità ci vuole parecchio. Vabbè, ci accontentiamo. Se i reparti di cosmetica e profumeria aprono, una ragione c'è. Molti prodotti possono considerarsi essenziali e indispensabili per contribuire a contrastare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus. Un test di apertura parziale in grado di far capire quanto questa emergenza abbia spaventato i trevigiani e quanto i negozianti dovranno lavorare per trovare la formula giusta per superare la crisi, ha spiegato Giorgio Rossi, presidente di Coin, che ha scelto Treviso per iniziare questa sperimentazione.
Adesso andiamo al mercato, ovviamente si è allargato perché oltre ai banchi di genere alimentare ci sono anche i florovivaisti, sempre guanti e mascherina, però decisamente più affluenza nella giornata di oggi. Quanta gente è venuta oggi? Molta, molta. Stiamo arrivando alla normalità? No, ancora no, ancora no. Sono molto disciplinati, dai. Ma quanti guanti hai distribuito stamattina? Tanti, gente che non gira con i guanti. Questa settimana qua siamo un po' meglio o siamo un po' peggio? Dai, sempre meglio, sempre meglio. Com'è andata Buongiorno. oggi? Benino, tutto tranquillo, molta calma, la gente è ordinata, rispetta le distanze, bene dai. La gente non vede l'ora di venire fuori. Ma per comprare o anche per fare quattro ciacque? Per comprare e anche per vedere un po' di gente, questo è molto importante. Insomma, contenti? Contenti. Gli alpini sempre presenti, qualsiasi esigenza, qualsiasi chiamata noi rispondiamo. Com'è andato il ritorno? Insomma, lenta, ma però dobbiamo cominciare, dai. Dai, insomma. Sempre meglio che rimanere a casa. Via darsi il coraggio e continuare, insomma, dai. 2 mesi. 2 mesi di lunga attesa. Ecco, che cosa ha comprato la gente soprattutto in questo primo giorno del nostro ritorno? Orticole. Orto. Tutti sono messi sull'orto. Orticole a parte le donne. Qualche fiore? Davanzale, il balcone, fiorito. Io ho preso le dipladenie, comunque già ho recuperato gerani, eccetera, appena hanno aperto nei vivai. Quanto le sono mancati i suoi fiori? Tantissimo. Fiorellini per farti andare via la depressione? Va bene. Stando in casa almeno vedo un po' di colore. Prima volta oggi. E com'è andata? Così. Vabbè, ma si abituerà la gente, magari non lo sapeva che c'eravate anche voi. Sì, penso di sì. Quindi bisogna essere ottimisti. Adesso vi parliamo di trasporto pubblico. Sentite i contenuti di una lettera inviata al sindaco Conte dai consiglieri della minoranza. Il principio è che agli studenti non dobbiamo far spendere soldi per un servizio che non hanno avuto e dall'altra parte non dobbiamo mettere in crisi i MOM per il fatto che non ha potuto svolgere il servizio. Parte da questa considerazione la lettera che le minoranze in Consiglio Comunale a Treviso hanno inviato al sindaco Mario Conte. Una lettera sull'onda della collaborazione che dovrebbe contraddistinguere questo periodo, ma in particolare il futuro prossimo carico di incognite, soprattutto economiche. In questo rapporto di collaborazione che intendiamo avere col sindaco in questo periodo difficile, abbiamo scritto una lettera perché si aiutino le famiglie degli studenti che hanno fatto l'abbonamento annuale per il tragitto casa-scuola, in modo tale che gli venga rimborsato quella parte di abbonamento non goduto. Un rimborso che però metterebbe in ulteriore difficoltà la MOM, già alle prese con corse pressoché azzerate, autobus senza assicurazione per risparmiare, autisti in cassa integrazione e un futuro di utenti dimezzati in corse raddoppiate. MOM è una società di trasporto pubblico, quindi va aiutata. Al netto di quelli che sono i costi variabili che non ha sostenuto, quindi diciamo di quantificare quelli che sono i costi fissi e chiediamo al sindaco, insieme ad altri sindaci, al Presidente della provincia e anche alla Regione, di aiutare MOM da questo punto di vista economico, dargli le risorse per questo rimborso. Del resto, tra i tanti provvedimenti dello Stato, uno riguarda appunto il sostegno al trasporto pubblico. Ora, conclude Rosi, attendiamo la risposta del sindaco, ma non come opposizioni. In questo periodo non c'è opposizione, si lavora tutti per Treviso. Qui siamo in una zona della città che è stata ricostruita dopo la guerra, altra fase storica distruttiva, da persone che non hanno più guardato le sigle ma si sono messi insieme a ricostruire la città. La cronaca, andiamo a Valdobbiadene, un incendio ha interessato il magazzino delle cantine Valdo, abbiamo sentito il sindaco che era sul posto, Luciano Fregonese. Ricordo che è stata la prima azienda, la prima cantina, la prima azienda in generale a chiamarmi appena iniziata l'emergenza Covid-19, proprio perché era uscita la notizia che la protezione civile, la regione e i volontari di protezione civile sarebbero intervenuti all'indomani, era un sabato mattina, per lavorare per ripristinare e mettere a disposizione
il Guicciardini, l'ex ospedale, in caso di necessità Covid. Una delle cantine storiche di Valdobbiadene, nella Valdo Spumanti, è una delle più importanti sul territorio, ma anche un'azienda che ha sempre contribuito alla salute della comunità in cui è inserita. Una delle prime a sostenere la protezione civile al lavoro per rimettere in piedi l'ex Guicciardini. Le prime parole con l'augurio di una pronta ripartenza arrivano dal sindaco Luciano Fregonese, che è arrivato sul posto qui in località Saccol poco dopo aver appreso la notizia dell'incendio. Quando sono arrivato sul posto, i vigili del fuoco erano già intervenuti di fatto domando l'incendio e stavano facendo le operazioni di bonifica. Ho visto mi pare 4 squadre di vigili del fuoco che evidentemente sono intervenuti con grande velocità rispetto alla segnalazione e quindi sono riusciti a contenere i danni. Un dipendente leggermente intossicato è stato soccorso dai sanitari del 118. 4 squadre dei vigili del fuoco sul posto, da Treviso, Vittorio Veneto, Montebelluna e Conegliano. Hanno domato il rogo evitando che si propagasse anche all'interno del magazzino, che fortunatamente non è stato intaccato. Le prime scintille sulla guaina del tetto, dove erano in corso lavori di manutenzione poco prima delle 12. L'incendio è stato spento, ma la coltre di fumo si è alzata in tutta la vallata. Appunto mi sono confrontato con i vigili del fuoco che avevano comunque, presumo, preallertato e avvisato anche l'ARPAV. Non ho avuto indicazioni sulla necessità di provvedere con particolari ordinanze, anche grazie proprio al fatto dell'intervento immediato che ha sedato anche il fumo. Nelle prossime ore il sindaco sentirà l'ARPAV, ma con tutta probabilità la cantina potrà riprendere l'attività già da domani mattina. Chi sta vivendo a causa del Covid un isolamento estremamente difficile sono le famiglie con figli con grave disabilità. Siamo stati contattati da molte mamme che chiedono con urgenza la riapertura dei servizi dedicati proprio a questi ragazzi. Per noi la quarantena è una vita di tutti i giorni. Ma quella causata dal Covid-19 ha reso ancora più dura la quotidianità delle famiglie con figli disabili gravi, abbiano 2 anni oppure 15. A chiamare la nostra redazione mamme trevigiane di bambini e adolescenti che chiedono di dare una risposta urgente alle famiglie rimaste senza l'aiuto dei servizi assistenziali offerti da ULSS e strutture private convenzionate. Siamo stati dal 24 di febbraio soli nel gestire le nostre urgenze quotidiane, siamo abituati ad affrontare giorno per giorno, ma da soli, da qui in avanti, è veramente difficile poter continuare a gestire i nostri bambini. Abbiamo un territorio molto attento che ci hanno sempre aiutato e sostenuto e dobbiamo continuare a ricevere questi aiuti. Una mamma e un papà devono fare la mamma e papà, per quanto si impegnino non hanno le competenze di una fisiatra, di un fisioterapista, logopedista, psicomotricista, neurologo e quant'altro. È un po' difficile per noi vedere la bimba che ha bisogno e noi possiamo fare solo fino a un certo punto. Ecco. Sappiamo che è possibile riconvertire le ore di addetto all'assistenza in assistenza domiciliare. Però deve esserci assolutamente garantita la continuità dell'assistente che li segue durante tutto l'anno. Le operatrici che seguono i nostri bambini, per noi genitori, sono una garanzia. Una delle proposte, non so se può essere una proposta folle, però potrebbe essere quella di di usufruire dell'insegnante di sostegno e dell'addetto all'assistenza negli edifici scolastici che in questo momento sono vuoti. Con le opportune attenzioni e sanificazioni questa potrebbe essere per alcuni che appunto a casa non lavorano ma lavorano in altri ambienti, potrebbe essere una soluzione. Pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo insieme con le notizie dalla Marca Trevigiana. Eccoci qui di nuovo insieme, TG Treviso. Allora parliamo di case di riposo. Intanto sono arrivati nel pomeriggio i primi esiti delle autopsie sull'operatore sociosanitario Angelo Fantucchio di 54 anni deceduto dopo un mese di terapia intensiva, e poi su Giuseppe Forner, 92 anni, ospite di Casa Fenzi. Sapete che su Casa Fenzi è stata aperta un'indagine. Ebbene, i risultati delle autopsie che sono arrivati proprio questo pomeriggio confermano per entrambi la morte
morte a causa del Covid-19. Invece nelle case di riposo gestite da ISRA di fatto c'è stato un modello davvero eccezionale, perché su 800 ospiti c'è stato soltanto un contagio, tra l'altro un soggetto asintomatico. Andiamo allora a vedere questo approfondimento. Stando alle disposizioni del prossimo 4 maggio, ma comunque quelle anticipate dal Presidente Zaia giusto ieri, in realtà le famiglie possono andare a vedere, a trovare i propri cari in casa. Stessa cosa vale per la casa di riposo? No, perché la casa è un ambiente dove c'è una persona sola e il rischio è assolutamente limitato. Le nostre sono comunità. Noi non possiamo rischiare di far venire dentro per la finestra quello che abbiamo tenuto fuori dalla porta fino ad oggi. Chiarisce così il direttore dell'ISRA la posizione delle case di riposo trevigiane in merito alla possibilità di tornare a trovare gli anziani all'interno delle strutture residenziali. E a chi fosse deluso dalla continua chiusura, il presidente Michelon ricorda quali siano stati gli sforzi di tutti per proteggere gli anziani ospiti. Questi dipendenti hanno dimostrato grande professionalità non solo all'interno delle case di riposo, ma soprattutto nella vita privata. Hanno mantenuto le distanze sociali e hanno evitato quei contatti che avrebbero potuto compromettere anche i nostri ospiti. E il risultato è stato di un solo positivo, peraltro asintomatico, su 800 ospiti. Un dato importante, considerando che le case di riposo sono di fatto i luoghi dove pare sia più probabile scoppino dei focolai infettivi. E ci siamo riusciti grazie all'organizzazione di ISRA, e qui colgo l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti di ISRA, ma soprattutto quelli che lavorano nelle strutture accanto ai nostri anziani. Ecco perché il direttore Pavan sta già elaborando un protocollo che sarà condiviso con le altre case di riposo del Veneto. La premessa è che dovremo stare alle prescrizioni dello Stato e della Regione in merito a queste cose. Stiamo lavorando, diciamo così, per tentare delle operazioni di apertura nel mese di maggio, che però dovranno essere molto di salvaguardia nei confronti della salute delle persone anziane. Confermata per la sede di Padova, riconosciuta invece per quelle di Schiavonia e Castelfranco la certificazione di RCCS, ovvero di Istituto di Cura ma anche di Ricerca per lo IOV del Veneto. L'istituto è secondo in Italia per numero di cure sperimentali. 800 pazienti seguiti attraverso protocolli di cura sperimentali, possibilità maggiori di lotta a quel nemico tanto temuto che si chiama cancro. È questo uno dei risultati che certifica il quotidiano impegno dell'Istituto Oncologico Veneto, che in questi anni ha triplicato le sue sedi operative, affiancando a quella di Padova la sede di Castelfranco Veneto e di Schiavonia a Monselice. E proprio queste due sedi, come quella di Padova, sono state riconosciute dal Ministero della Salute IRCS. Il percorso quindi è stato poi, a parte la parte documentale, c'è stata una visita di una commissione ministeriale ad ottobre e adesso è arrivato questo splendido risultato. Risultato di grande importanza, di grande prestigio, che è dovuto prima di tutto agli operatori. È anche un grande risultato per la Regione del Veneto, perché ha visto bene quando nella programmazione ha previsto gli sviluppi dello IOV di Padova e nella sede di Schiavonia e in maniera più importante presso la sede di Castelfranco. Non si è mai fermata in questi mesi l'attività dell'Istituto Oncologico Veneto. A Castelfranco 1900 gli interventi nel 2019, 458 al 24 aprile e sul fronte coronavirus attuate tutte le misure di prevenzione per pazienti e operatori sanitari in tutte le sedi. A Castelfranco 406 tamponi eseguiti su 300 dipendenti con la creazione di appositi servizi di pre-triage agli ingressi. Coronavirus e riaperture, ci sono buone notizie per i servizi di toilettatura per animali, abbiamo ricevuto tante richieste in questo senso e oggi il governatore del Veneto ha parlato proprio di questo. Il problema grosso che ancora a Roma non hanno capito è che il problema della toilettatura non è la bellezza come può essere magari in altri casi, ma qui è un problema igienico-sanitario. Ci sono cani che hanno bisogno di essere lavati, bisogno di essere tagliati, perché hanno dermatiti, ampiodermiti, hanno problematiche di pelle non indifferente che assolutamente
vanno lavati e vanno lavati da noi. Dal negozio Pets Shop di Preganziol, ma in rappresentanza di circa un centinaio di toilettatori in tutto il Veneto, si paragonano ad un takeaway perché capaci di fornire un servizio al cliente anche accogliendo il cane fuori dal negozio e senza dunque che vi sia alcun contatto ravvicinato con il padrone. Non capisco perché dobbiamo essere paragonati a chi lavora con gli umani, che noi con gli umani non abbiamo nulla a che fare. Noi il cane lo accogliamo anche fuori dal negozio, non c'è nessun problema. Anche per il loro comparto le perdite sono enormi. È meglio forse non pensarci. Diciamo che fino ad oggi abbiamo uno Stato che assolutamente non ci aiuta, ci hanno dato i famosi 600 euro e quei 600 euro sono andati a coprire forse le spese del telefono fisso che abbiamo in negozio. E proprio oggi per la categoria è arrivata la notizia tanto attesa dopo settimane di appelli, a darla lo stesso presidente Zaia nel corso della conferenza stampa. Annuncio a tutti che abbiamo fatto una circolare autorizzandola, ma non è stato facile perché abbiamo voluto anche questo da struttura, quindi consegna individuale solo su appuntamento, quindi consegna dell'animale da parte del proprietario, che esce di casa da solo per accompagnare l'animale alla toilettatura. La finalità è igienica. Solidarietà ai tempi del coronavirus, c'è chi ha pensato di mettere dei quadri all'asta per aiutare chi è in difficoltà. Una natura morta di Antonio Righetti, un tramonto di Aldo Brunello ed un paesaggio di Nando Coletti, 3 opere di noti artisti trevigiani all'asta per aiutare chi a causa dell'epidemia di coronavirus si trova ora in una situazione di difficoltà. È l'iniziativa di Enrico Brunello, titolare dell'omonimo negozio di antichità in borgo Cavour, che ha deciso di mettere all'asta con offerta libera i 3 quadri. Il ricavato darlo al comune di Treviso, che lui predisporrà la cifra che avremo così raccolto e di darla a chi ne avrà più bisogno. Le indicazioni per partecipare all'asta si trovano sul sito d'Antichità Brunello. Dopo la terza offerta l'opera verrà giudicata. È già esposti in varie gallerie e ho ritenuto che magari qualcuno che ha voglia di fare un'offerta e di pensare che non solamente si porta a casa un'opera d'arte, ma bensì aiuta anche coloro che ne hanno bisogno, può fare un'offerta mediante naturalmente nel sito di Antichità Brunello, troverete le indicazioni e lì noi dopo la terza offerta giudicheremo il quadro. Non c'è base di partenza e l'offerta è libera, si conta sulla generosità dei trevigiani per partecipare a questa iniziativa di solidarietà. Sì, i trevigiani sono straordinari, come dicono ultimamente una canzone, è bella gente, è gente sincera, è gente generosa. Ed ora le notizie da Belluno. Prima pagina anche per il bellunese con l'appello dei baristi, questa volta con una lettera consegnata al primo cittadino di Belluno. Sono 99 baristi del capoluogo che chiedono non tassateci. Noi chiediamo al sindaco, comunque al consiglio comunale, la possibilità di aiutarci non facendoci pagare per il 2020 le imposte comunali, tipo la Tari soprattutto, che per le tariffe che ha il nostro comune è un'imposta molto pesante. Non tassatici, di qui a fine anno. Più che una richiesta è un grido di dolore, quello espresso da 99 esercenti con attività nel comune di Belluno, oramai piegati dalla chiusura prolungata imposta dall'emergenza Covid-19. Insieme hanno sottoscritto una lettera inviata al sindaco Massaro, al consiglio comunale per conoscenza ai parlamentari e ai consiglieri regionali bellunesi, perché il lockdown si sta protraendo molto più delle aspettative e molto più di quanto sia economicamente sopportabile per la categoria pubblici esercizi. A forza di incertezza la gente ha iniziato a spazientirsi, ecco. Qualcuno dice che, i più pessimisti dice che non riapre, qualcuno dice che non ce la farà, qualcuno vuole fare scioperi, manifestazioni, cose che noi non stiamo promuovendo perché non ci sembra il momento di protestare, ma ci sembra il momento di chiedere aiuto. Ecco. Una categoria che sembra essere la più penalizzata non solo dal lungo stop ma anche dalle prospettive del post-apertura. La richiesta al Comune di Belluno è quella di cancellare per l'anno 2020 le tasse e imposte comunali stabilite per la categoria, non contributi a fondo perduto ma un atto concreto, un'ancora di salvataggio a cui aggrapparsi
per arginare l'emorragia di aziende e di posti di lavoro a cui si rischia di assistere. Noi chiediamo appunto l'aiuto alle istituzioni perché non si mungano ulteriormente, perché sicuramente dovremo comunque lavorare in perdita, non si recuperano 3 mesi di un anno lavorativo non fatti e non si recupererà questo periodo a venire dove mancano tutto l'indotto dell'industria, i clienti delle rappresentanze, i clienti delle fabbriche, e non verranno per tutto il 2020. E a strettissimo giro di posta il sindaco ha anche risposto, ma non nella maniera auspicata dai baristi. Il comune di Belluno, scrive Massaro, ha spostato i termini di pagamento delle imposte comunali in questo modo: dichiarazione e versamento imposta di soggiorno al 16 ottobre, unificandolo in quella data alle scadenze del 16 aprile e del 16 luglio. Rinviati al 31 luglio i pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone di occupazione suolo pubblico previsti per il 31 di maggio. Rinviato anche a fine emergenza la bolletta della Tari con il saldo 2019. Con la Bellunum si sta valutando come poter intervenire per l'annualità 2020. Non possiamo invece ancora intervenire sull'IMU, conclude Massaro, visto che la quota degli esercizi commerciali non è destinata ai comuni ma allo Stato, e quindi è necessaria una norma nazionale che indichi la strada corretta. Dunque queste sono le date utili per gli esercenti del bellunese. Intanto la CGIL di Belluno interviene con una serie di quesiti sulla ripartenza alla luce del DPCM del 4 di maggio e poi si pone questa domanda: siamo davvero pronti? Ruota attorno al tema della sicurezza la lettera aperta al mondo imprenditoriale del segretario provinciale della CGIL di Belluno, Mauro De Carli, in vista del 4 maggio. Le regole del distanziamento sociale dentro e fuori i luoghi di lavoro, nei mezzi di trasporto pubblici e privati, la consistenza e la fornitura dei dispositivi di prevenzione contagio, la riorganizzazione degli orari provocheranno sicuramente cambiamenti organizzativi che non permetteranno le stesse modalità di produzione pre-lockdown. Nessuno ha ancora analizzato cosa comporterà ciò sia nel fattore produzione che su quello degli orari lavorati, o se addirittura si dovranno avere nuovi lavoratori per garantire le regole della sicurezza anticontagio, spiega De Carli, alla vigilia di una ripartenza anomala per la provincia, già che pure nel lockdown le maglie del lavoro tra le Dolomiti sono state sempre più ampie che altrove. Ma, incalza De Carli, siamo davvero pronti? Nel settore dell'industria si stanno perfezionando gli accordi e tutto dovrà essere sottoposto alle verifiche continuative dei comitati costituiti dal protocollo nazionale del 14 marzo. La fase 2 che si sta profilando, chiede De Carli, intenderà dare vera agibilità a questi comitati o si pensa che una volta riaperti i cancelli ci si possa dimenticare di loro? E poi i problemi gravi degli altri settori, dal turismo alle mense fino ai servizi di varia natura, compresa la fase di ripresa dei lavori edili sulle grandi opere dei mondiali 2021. Serve un sostegno logistico per i lavoratori trasfertisti, mense e alloggi, e senza l'agibilità di questi ultimi i lavoratori del settore edile non potranno essere utilizzati. Da ultimo la riflessione del segretario di CGIL Belluno si sposta sulla questione trasporto pubblico, che con le regole del distanziamento sociale abbisognerà di una moltiplicazione di mezzi e di personale, e poi ancora sul problema dei precari, i primi ad essere stati lasciati a casa. La loro integrazione salariale si è già esaurita a inizio aprile. Come verranno salvaguardati per il futuro? Siamo alla cronaca, sempre dal Bellunese, andiamo in Alpago. Sotto i fumi di alcol e droga un 48enne ha minacciato la mamma e colpito la sorella costringendola a scappare di casa. Appunto è accaduto in Alpago, le due donne sono state salvate dalla violenza cieca di figlio e fratello e si sono rivolte ai carabinieri militari del Norm. Ai carabinieri il compito di riportare a miti consigli il 48enne, che alla fine però è stato arrestato poiché durante un'ispezione domiciliare i militari hanno scoperto che in un bidone di plastica nascosto in garage aveva nascosto 1 chilo di marijuana. Nell'udienza di convalida della misura cautelare che si è svolta ieri in carcere, il GIP ha disposto per l'uomo il divieto di dimora in Alpago. Siamo ai bambini, questa sera vi facciamo vedere le immagini che ci hanno inviato Francesco da Roncade, Consuelo da Maserata, Giorgia da Quinto, Mattia da Casale sul Sile e infine c'è Eleonora da Monselice. Lavati le mani, usa la mucchina, non dimenticarti della mascherina. 1 metro di distanza non crea lontananza, restiamo a casa e coltiviamo la speranza. Non facciamo un dramma di questa situazione. Cosa stai facendo, Giorgia?
lo sai. Saluti la nonna. Non fa paura. Amici, lo so che è dura, ma ce la faremo. Continuate a mandarci i vostri video cortesemente in orizzontale, il numero è 351 17 55 3 e 40. Storie, giochi e passatempo dei nostri bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. Come sempre in chiusura vi lasciamo le previsioni del tempo e poi non perdete l'ultima parte dell'edizione straordinaria. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Benvenuti al Meteo. La perturbazione giunta qualche ora fa causerà ancora maltempo sul nostro territorio, anche con un ulteriore lieve calo termico. Il dettaglio di mercoledì 29 aprile. Sul Veneto avremo occasionali acquazzoni a carattere sparso e discontinui nelle zone montane, ma possibili anche sulle pianure, localmente anche di moderata intensità. Saranno comunque alternati a qualche pausa maggiormente asciutta e soleggiata. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, valori massimi tra 15 e 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo infatti una spiccata instabilità con piogge diffuse un po' ovunque sul territorio regionale e migliorerà comunque entro la notte. Temperature minime fino a 13 gradi, massime tra i 18 e i 21 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto la situazione, anche qui rovesci e temporali ovunque, non mancherà qualche schiarita maggiormente soleggiata. Temperature minime sui 9-11 gradi all'incirca, valori massimi fino a 18 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.